a Roma di fare dei tagli pesanti, chiede una spending review e che venga applicata anche in Veneto. Ora, il Veneto non è tra le regioni, non è certamente la prima regione, ci sono regioni migliori del Veneto anche dal punto di vista della spesa pubblica. Il Veneto è stata la prima regione italiana ad aprire gli ospedali di notte, il sabato e la domenica fino alle 13, per permettere di andare a fare gli esami senza prendere il permesso durante il giorno di lavoro. Il Veneto è stata la prima regione in Italia a dare un contributo alle mamme e ai papà separati o divorziati con dei bimbi a carico. Il Veneto è la regione italiana con i conti della sanità migliore di tutti, tanto che è stato presa dallo Stato, dal governo Renzi, come modello per la gestione economica della sanità. Il Veneto è stata la regione che ha chiesto e ottenuto la sospensione dei pagamenti perché è stato colpito dall'alluvione del 2014. Apro e chiudo la parentesi, chiedo a chi è al governo adesso di mandare oltre questa sospensione dei pagamenti in Emilia, in Veneto e in Liguria, perché non si possono mandare le cartelle di Equitalia a casa di chi ha perso tutto. Il Veneto non ha tagliato i fondi per i malati e i disabili non autosufficienti, come invece il governo Renzi per i malati di SLA sta facendo. Il Veneto costa come personale 30 euro a testa, il Molise 177 euro a testa. Il Veneto è stata la prima regione d'Italia a istituire il numero verde antisuicidi per aiutare migliaia di imprenditori e accompagnarli con la burocrazia. Il Veneto ha azzerato...